Su tutti i giornali siciliani stamattina una notizia esplosiva. Arrestati due presidenti di seggio che durante le ultime elezioni comunali di Palermo hanno fatto dei brogli sostituendo 200 schede con le preferenze di un candidato al Consiglio Comunale di Palermo. Questi articoli sono stati trattati in modo molto diverso dai tre giornali più importanti della Sicilia. Come potete vedere, cominciando dalla Sicilia di Catania, abbiamo in prima pagina della Sicilia una piccola finestrella che dice proprio brogli elettorali, 2 arresti e scontro politico. Questo è la Sicilia di Catania. Poi fa un richiamo nella pagina interna e nel paginone interno un titolo a tutta pagina che dice brogli elettorale, arresti a Palermo, con una fotografia del palazzo del comune di Palermo con la fontana pretoria. Invece il giornale di Sicilia in prima pagina, sotto la testata, fa il titolo brogli elettorali, 2 arresti a Palermo, amministrative 2007, presidenti di seggio sotto accusa. All'interno 2 pagine intere dedicate a quello che è successo nei seggi elettorali di 2 zone completamente diverse e distanti di Palermo. Ci sono le foto dei 2 arrestati, 2 presidenti di seggio, la scheda elettorale evidentemente dell'anno scorso, la scheda del 2007 con tutti i simboli di tutti i partiti, e il titolo dice la procura, brogli alle amministrative, a Palermo in cella 2 presidenti di seggio. Il voto nel 2007. Il giornale di Sicilia dedica anche un articolo al giudice che ha condotto l'inchiesta che sottolinea che ci sia stata una raffica di telefonate con il candidato nelle ore calde prima dello scrutinio. È stato ricostruito tutto il meccanismo di come è avvenuta questa truffa elettorale. Il Presidente su un numero totale di votanti aveva aggiunto 200 schede di persone che non erano venute a votare, non erano neanche passate a votare, per cui su 600 che erano stati regolarmente fatti accedere alle cabine per il voto, il Presidente ne avrebbe aggiunte altre 200, facendo così aumentare le preferenze del candidato che in questo caso non è riuscito ugualmente ad arrivare all'elezione, è stato il quarto dei non eletti. Questo candidato alla fine risulta essere coinvolto perché ha avuto un contatto telefonico continuo con il presidente di seggio proprio prima della consegna dell'elenco finale dei voti. Il giornale di Sicilia dedica ben 4 articoli a questi fatti. Orlando, vittoria coi brogli, il sindaco querele pronte, il sindaco Cammarata. La Gazzetta invece, la Gazzetta del Sud di Messina, in prima pagina non ha nessun riferimento a questo articolo, non indica nella prima pagina questi fatti in nessuna pre-notizia, diciamo. Solo nella pagina dedicata alla Sicilia un articolo a 5 colonne con 2 foto, Cammarata e Orlando, e il titolo brogli alle ultime amministrative, arrestati 2 presidenti di seggio. Questa gravissima notizia, che è data dai giornali a pochi giorni dalle nuove elezioni per il Parlamento siciliano e per
la Camera e il Senato della Repubblica Italiana, dimostra che in Sicilia le elezioni sono veramente complicate quando si deve andare a visionare, a controllare i seggi. Nonostante il grande apparato messo in piedi per il controllo dei seggi elettorali, con le forze dell'ordine, con lo schieramento dei rappresentanti di lista e tutto il resto, in Sicilia si arrivano a fare questi brogli da anni, e questo non è solo che la punta dell'iceberg di un fenomeno che è difficile da debellare, da combattere, e che quando escono al largo questi fatti, che da quanto ci dice il giudice ha una costruzione di indagine granitica, cioè le prove sono schiaccianti, ecco che si dimostra clamorosamente come lo Stato italiano in Sicilia non riesca a garantire le elezioni. Da 50 anni, da 60 anni di Repubblica, noi questo lo sappiamo perché viviamo in quest'isola e conosciamo, vediamo tutte le volte che ci sono le elezioni come sono fatte queste elezioni. E i meccanismi sono così ferrei, impenetrabili, che riuscire a dimostrare, come ha fatto questo giudice di Palermo, i brogli elettorali diventa veramente impossibile per i cittadini normali. E la gravità con cui i giornali non mettono in risalto questo fatto è evidente. Solo il giornale di Sicilia in prima pagina, accanto alla notizia che torna all'ora legale, ha piazzato questa gravissima notizia dei brogli elettorali. Gli altri due giornali, la Gazzetta lo ha ignorato completamente in prima pagina, e solo casualmente a Messina si legge la pagina, solo raramente si legge la pagina dedicata alla Sicilia, quindi potete immaginare chi non arriva a vedere la pagina della Sicilia non avrebbe mai visto questa notizia dentro la Gazzetta del Sud. Mentre la Sicilia gli ha dedicato una finestra in prima pagina, che però è stata poi completata anche da un paginone intero a pagina 7. Anche questo è molto grave, cioè come la stampa tratta questo tipo di brogli, questo tipo di notizie sui brogli elettorali. Quasi la notizia in 2 giornali su 3 è nascosta, in 2 giornali su 3 non c'è un articolo su una notizia così importante in prima pagina. In questi giorni ben altre notizie occupano le pagine dei giornali, ma la Sicilia finalmente si accorge, dopo quasi una settimana, che i traghetti delle Ferrovie dello Stato non traghettano più i treni, e i passeggeri sono costretti a passare a piedi con le valigie per poi riprendere un treno sul territorio italiano.